L'impresa Gazzetta nasce oltre 70 anni fa dall'omonimo fondatore, che è il signor Duilio Gazzetta, nonché mio nonno, e nasce come impresa artigiana e nel 1999 diventa SRL. Quindi noi in mezzo secolo di attività possiamo vantare professionalità ed esperienza. Al momento stiamo facendo un cambio generazionale dalla seconda generazione alla terza e con l'ingresso in campo mio e di mio fratello. L'impresa è radicata nel territorio veneziano, avendo sede legale e operativa in centro storico a Venezia, però possiamo adeguarci anche a lavori in terraferma, avendo una seconda sede operativa al di fuori della laguna. L'azienda fa parte di ANCE da oltre 40 anni, secondo me per 3 motivi. Il primo è l'organizzazione di eventi formativi in qualsiasi ambito lavorativo. Secondo motivo è la disponibilità dei funzionari di ANCE. Terzo motivo è l'incontro associativo, cui ci si può incontrare con altre aziende, mettersi a confronto e, perché no, creare anche rapporti lavorativi. Esempio concreto è stato l'aggiudicazione di un appalto un po' critico e con la professionalità di ANCE siamo riusciti a risolvere tutto senza avere particolari problemi e la questione si è risolta qualche giorno fa positivamente. Grazie ad ANCE e al Centro Edili Venezia, che eroga servizi per quanto riguarda la formazione dei dipendenti sulla sicurezza del lavoro, siamo sempre adeguati su una questione molto importante nel nostro settore, che è appunto la sicurezza in cantiere. La squadra dell'impresa edile Duilio Gazzetta è composta da 10 operatori edili molto competenti e specializzati nella professione del loro lavoro in un contesto che è Venezia, un contesto molto difficile. La squadra è composta anche da 3 impiegati tecnici che seguono tutta la parte burocratica del cantiere e poi la parte amministrativa è seguita da me.